Quarta giornata di Serie A della Lega Calcio a 5. L'SMC 1989 vuole continuare ad alimentare la scia positiva di fronte agli Old Boys che sono ancora a secco. Il calcio di punizione è battuto corto, pallone girato a destra per Veneziano che punta l'uomo, le finte di Veneziano, va lui, risponde Polsi. Pallone giocato sulla tre quarti, ancora dagli Old Boys, in mezzo Minello, la sponda in profondità, Raimondo, l'errore. Caroselli punta l'avversario, le finte di Caroselli, ancora Caroselli con il sinistro, risponde bene Polsi. Ripartono gli Old Boys, attenzione però all'errore, capisce tutto Bagnato, serve il numero 23 in mezzo a due, tutto solo, la palla rimane lì, arriva Bagnato, il gol del vantaggio dell'SMC che si porta in avanti dopo un avvio difficile. Da lì Bagnato ribadisce in rete il pallone, 1-0. Calcio d'angolo battuto adesso, controlla la difesa degli Old Boys, attenzione a Tango però con rapace d'aria, il tocco con il piatto, il raddoppio, ma qui l'eccesso di confidenza della difesa dell'Old Boys. 2-0 adesso SMC. Occhio alla ripartenza, entra in aria, messo giù, forse calcio di rigore sì per il direttore di gara, e allora calcio di rigore per l'SMC. Prudente sul pallone, la rincorsa lunga, va lui, spiazza il portiere, tiro potente per il 3-0 dell'SMC che ormai sta dominando l'incontro. Risultato rotondo, deve svegliarsi l'Old Boys. La reazione, pallone messo in mezzo, il tocco, calcio di rigore. Caroselli sul pallone, il numero 10, prende la rincorsa, sotto al 7, riapre la partita all'Old Boys, ma non manca tanto al termine del match. Adesso è 3-1 qui allo Stella Azzurra. Pallone controllato da Veneziano con il fisico, difende la sfera, poi si gira ancora Veneziano con l'esterno, la traversa splendida. Il tiro libero, possono riaprire la partita gli Old Boys, la rincorsa e il palo, si salva Velosi, ancora 3-1 il parziale. Non basta il tempo alla Stella Azzurra, ancora una vittoria per l'SMC 1989. Rimangono invece ancora senza punti i giocatori dell'Old Boys, 3-1 qui allo Stella Azzurra. Eh sì, alla fine abbiamo preso un po' in controtempo, alla fine giocavano abbastanza bene, un buon 2-2 e molto tecnici, molto bravi tecnicamente. Nel primo tempo indubbiamente superiori in tutto, possesso palla penso 100% nostro, abbiamo creato parecchie occasioni ma il portiere è stato bravo. Nel secondo tempo siamo sinceramente crollati fisicamente.